Allora, iniziamo a parlare innanzitutto di un'attività economica molto importante. C'è stata questa fase 2 che ha visto moltissime aziende riprendere le attività, anche alcune attività artigianali, ma le attività commerciali, per lo più, a meno che non siano rivendita di cibi e bevande, sono rimaste ancora al palo, con non contentezza naturalmente, si fa per dire, degli operatori del settore, ma anche il settore turistico sta soffrendo moltissimo. Insomma, Confcommercio non è così serena e soprattutto rappresentando una categoria che sta soffrendo tanto e le ripercussioni si potrebbero vedere anche nel lungo periodo, alza la testa e protesta. Noi abbiamo qui con noi Patrizio Bertin, con noi collegato se non altro. Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto, presidente Ascompadova. Grazie di essere ritornato, presidente. Grazie a voi. Che ci rappresenterà un po' quali sono le difficoltà che state incontrando. Voi avevate un po' l'aspettativa che con l'inizio della fase 2 nel DPCM di Conte ci sareste stati inclusi in qualche modo, no? Inizialmente. L'auspicio. Sì, chiaramente diciamo che siamo stati inclusi in una piccola parte e una grande parte è ancora in stand-by. Questo sinceramente non abbiamo ancora capito la fase discriminatoria contro alcune attività commerciali che devono rimanere chiuse. Io ritengo che in questo momento, con tutto rispetto per quello che è, tutte le accortezze per la sanità, io dico che dovremmo aprire tutti, dovremmo aprire velocemente, in sicurezza. Ormai sono anche quasi stanco di ripeterlo, dobbiamo riaprire in sicurezza le nostre attività, perché a fianco a una pandemia sanitaria c'è una pandemia sociale. Le nostre imprese, se non riaprono, devono lasciare a casa dei dipendenti, devono ristrutturarsi, devono capire come e quando partire. Quindi c'è tutta una serie di problematiche che noi viaggiamo ormai a vista, non abbiamo chiare risposte dal governo di come applicarle e quindi dicevo che la più grande incertezza nostra è appunto questo tipo di rapporto. Siamo invasi da decreti ministeriali, siamo invasi da tutta una serie di burocrazia che ancora adesso dobbiamo girare con il nostro permessino che ci dobbiamo compilare, quindi dico che qui non c'è fiducia nella gente, non c'è fiducia negli imprenditori, non c'è fiducia e quindi quando manca questa chiaramente siamo su un filo di lana. Io dico che le nostre imprese devono riaprire, lo chiedono gli imprenditori in sicurezza, però dobbiamo anche capire quali sono le regole che dobbiamo rispettare. Esatto. Non abbiamo chiaro questo. Infatti, allora c'è una cosa che le attività commerciali, anche i negozi stessi, funzionano nel momento in cui le persone si possono muovere nel territorio, si spostano da una zona all'altra, vedono un negozio, entrano, insomma il bisogno nasce anche dal momento in cui tu hai un certo contesto sociale in cui ti raffronti. Se tu invece puoi solo muoverti per andare a lavorare oppure per andare a fare la spesa, anche il bisogno stesso di cambiare l'abito, si fa per dire, tra virgolette, viene meno, o di andare in un certo negozio, ma anche lo puoi vedere e quindi non c'è questo. Quindi pari passo col movimento delle persone, non solo per attività sportiva, ma anche per passeggiare, è abbinato anche all'apertura dei negozi stessi, per cui andate pari passo e questo non è ancora previsto, è un problema. Beh, è chiaro che esiste questo problema, anche perché se noi apriamo e dopo si continua a ripetere state tutti a casa e quindi siamo su una situazione veramente difficile da comprendere anche da parte della gente stessa, perché dice se c'è ancora questo tipo di pericolo io me ne resto a casa e via. E quindi il governo, secondo me, a parte che ormai si sono trasformati tutti in virologi e quindi tutti sanno di tutto, io dico che abbiamo bisogno di risposte chiare. E poi c'è anche un altro problema di fondo, che
ci sono parecchie nostre collaboratrici che hanno bambini piccoli e non sanno dove lasciarli i bambini per tornare al lavoro, e quindi è un problema legato all'altro, e se non si trova la soluzione a tutto, anche visto e considerato che i bambini sembra che non siano né dei trasmettitori del virus e tantomeno dei recettori, perché sono dei bambini che hanno le loro difese immunitarie. Quindi fare dei tamponi, ma anche, non so, anche quotidiani a delle maestre, e aprire gli asili nido, aprire queste strutture che sono fondamentali per riprendere la vita naturale, la quotidianità, e mettere anche un po' le famiglie in sicurezza, e mettere anche in serenità le famiglie, che cominciamo a lavorare e avere diciamo, quello che è la normalità. Noi vogliamo tornare alla normalità sempre e comunque in sicurezza. Ma secondo lei, bravissimo, ha toccato un aspetto importante. La normalità in sicurezza è normalità, perché questo si chiedono anche tanti operatori del settore, soprattutto quello turistico, tra l'altro, perché quando tu parli di normalità vuol dire che le persone sono più rilassate, sono più disattente, tendono un po' ad avvicinarsi. E facciamo un esempio, entrare, da parte che appunto giustamente lei ha detto bisogna fare anche dei protocolli per la sicurezza nelle attività produttive, come nelle attività commerciali, esatto, come i negozi stessi, provare gli abiti, e poi come si fa? Nella normalità tu entri in un camerino, provi il tuo abito, la gente tocca per sentire il tessuto, gli piace, insomma c'è un certo tipo di rapporto. Adesso com'è possibile? Non è stato ancora deciso nulla al riguardo, se non erro. Ecco, è quello che sosteniamo da tempo, cioè non devo essere io a dettarmi le regole per la mia azienda, ci deve essere qualcuno che detta le regole che devono rispettare tutti, ok? E quindi io avrei piacere di capire se qualcuno sa e conosce bene queste regole, perché hanno messo in piedi questa task force, e a quanto ho capito 400 persone, che però nessuno, ok, se sa di cosa vuol dire insomma commercio, cosa vuol dire turismo, cosa vuol dire servizi, o tantomeno artigianato, o tanto meglio industria. E quindi c'era bisogno, secondo me, anche di un po' di conoscenza della materia per dare delle indicazioni chiare. E quindi ci troviamo su una situazione veramente imbarazzante, perché dopo, a quanto abbiamo capito, non vorrei che ci ricadesse a noi la responsabilità se qualcosa non va come dovrebbe andare, e quindi magari trovarci anche con qualche denuncia. Ecco cosa vuol dire mettere in sicurezza sia i nostri dipendenti e sia anche i nostri clienti. Per questo noi anche come associazione abbiamo messo in piedi anche noi una task force, ma di persone qualificate, dove vogliono, interpretando appunto un DCPR, ok, di andare nelle aziende fisicamente e dire: guarda, tu devi fare questo, questo e questo. Una volta che hai fatto questo hai il nostro attestato e quindi puoi lavorare. Questo, allora noi dobbiamo mettere le imprese in sicurezza, ma anche in tranquillità. Non possiamo andare a caricare ancora su imprenditori che sono 60-70 giorni che sono chiusi anche queste responsabilità. Non ce la fanno, al di là di avere appunto anche un problema economico da rimettere in piedi, perché con queste restrizioni chiaramente sarà forse il 50% del lavoro che potrà entrare. Però sono tutte diciamo cose che si aggiungono una sull'altra, e questo vuol dire creare il collasso della situazione. Assolutamente, quindi sostanzialmente voi non avete ancora, a pochi giorni comunque dalla ripresa anche da parte vostra, perché sia metà mese o il 1° giugno comunque non sono mesi, non avete ancora nessun tipo di indicazione su che tipo di procedura dovrebbe essere adottata all'interno parliamo adesso intanto di punti vendita, di attività commerciali, a parte vabbè entrare una persona alla volta, il disinfettante eccetera, però per esempio per altre cose, per l'utilizzo di le prove di certi prodotti non c'è niente al riguardo, non esiste una commissione che possa aver studiato. Sì, è vero, non c'è niente a riguardo, e poi non capisco questa discriminante che se uno prende un caffè da solo che tipo di problema può avere, perché questo non lo capisco, come quello che va in barca da solo che tipo di problemi può avere.
Cioè, voglio dire, c'è una situazione talmente di confusione che non sta rispecchiando qual è la vera realtà dei fatti, cioè ci sono delle situazioni dove magari uno può stare in coda al supermercato anche per 2 ore a 1 metro l'uno dall'altro e gli va bene. Se uno entra sul locale, magari uno alla volta o due alla volta e stanno a 2 metri di distanza, non va bene. Questi non riusciamo a dare una spiegazione logica, perché se la logica è quella di dire mettiamo meno persone in circolazione, va bene, dico allora bene tutti a casa, perfetto, perché allora lanciamo l'allarme di restate tutti a casa. Ma se diciamo di aprire perché c'è bisogno del vestitino per il bambino, delle scarpe, c'è bisogno di vestirci, c'è bisogno di socializzare, perché questa anche cioè siamo stanchi di vivere chiusi e sequestrati in casa. Se c'è bisogno, la gente si deve muovere come fa lo sport, come fa il footing, come fa tante altre cose. Può entrare anche su un negozio in sicurezza e possono riaprire anche i ristoranti in sicurezza. Ma questo è un altro aspetto importante, vorrei un po' dedicarci di attenzione perché lì è un po' controversa la cosa, hotel e ristoranti è un po' da vedere, quindi lei dice negozi può essere fattibile, io le ripongo la domanda, ma la prova abiti? Come può essere giocata? La prova abiti, detta così, ok, io ripeto, non è che sono un medico e non conosco, detta così sembra che tu debba sanificare ogni prova che tu fai con una maglietta o con qualsiasi indumento, lo devi sanificare. Quindi non so, anche i costi stessi per fare questo tipo di operazione, ma al di là dei costi stessi, è difficile dare una garanzia che l'operazione sia stata fatta a regola d'arte e quindi metti in difficoltà appunto l'operatore, perché però come si fa? Appunto, qualcuno mi deve spiegare, se tu mi dici che posso aprire, mi devi anche spiegare come devo aprire. Certamente non posso farmi la regola io, non posso dire magari gli spruzzo, non so, un po' di ammuchina o di candeggina e ho risolto il problema. Qualcuno mi deve dire guarda che nei vestiti si può attaccare, ma se nei vestiti si può attaccare il virus, allora tanto vale che tu mi dica mettiti i guanti, la mascherina, e dopo se ce l'ho nei vestiti me lo porto a casa. Cioè, c'è tutto contro tutto qui non si è chiaro e capito bene. Ma infatti quanto può vivere. Sì, no, infatti mi dico, probabilmente temporeggiano in queste aperture presumibilmente proprio per questa ragione, perché il prodotto comprato al supermercato si sa che quando arriva a casa te lo devi disinfettare, perché ormai è un dato assodato, lo prendi col guanto, lo metti nella sporta, la sporta la devi o buttare via o comunque disinfettare, e anche i prodotti, però gli abiti effettivamente è un problema, abiti e accessori non abbiamo... Non so io quante persone arrivano a casa e si spogliano dei vestiti che sono stati fuori e si spogliano e cambiano il vestito. Non lo so se succede questo tipo di operazione che viene fatta nelle famiglie. Io ho dei dubbi su questo. No, ma gli abiti, cioè che tu indossi, se una persona non ti tocca, adesso non succede questo, e non ti tossisce addosso, relativamente il problema è relativo, sono gli oggetti che compri al supermercato che devi disinfettare, no? O nel negozio, sono quegli oggetti là. Ma se io mi siedo su un tram, e me lo porto a casa, cosa succede? Devi lasciare l'abito fuori di casa. Devo essere accorto su tutto, non posso essere accorto su qualcosa e su qualcos'altro no. Perché? Perché la quotidianità, la vita sociale è fatta di rapporti, quindi siamo stati abituati fino a 60 giorni fa in un certo modo e adesso radicalmente cambiare tutto, almeno che ci diano delle indicazioni, perché altrimenti magari possiamo sbagliare in buona fede, ma possiamo sbagliare. Però io dico che dobbiamo comunque cominciare a vivere, non possiamo continuare in queste condizioni. Questo penso che ormai sia assodato. Nel tutto rispetto, nel tutto rispetto delle tante vittime che ci sono state, nel tutto rispetto di tutti quelli che hanno lavorato per salvare molte vite. Però
io vorrei anche salvare imprese, vorrei salvare lavoratori, non vorrei creare una situazione, dico nel mio piccolo chiaramente, non vorrei creare una situazione che dopo diventa veramente incorreggibile e insuperabile. Dobbiamo assolutamente correre ai ripari velocemente. Purtroppo il nostro territorio è fatto di piccole e medie imprese, perché se tu parli della grande impresa può essere che magari trovi delle soluzioni, ma le piccole e medie imprese, okay, dobbiamo essere preparati. E mi permetti di dire che in questo governo qui abbiamo visto alcune deficienze all'inizio, quando sembrava che le mascherine non fossero utili o non servissero, sembrava che fosse solo un'influenza, sembrava che non dovevamo preoccuparci assolutamente, sembrava che in Italia non arrivasse. E dopo ci siamo trovati piombati nel baratro e dove che adesso ci troviamo in queste condizioni senza nessun tipo di risposta. Ecco perché i miei associati, mi chiedono tante risposte e io sono veramente imbarazzato perché non ho neanch'io capito bene qual è il percorso da fare in questo momento. Ecco, ne accennavamo prima che stavamo chiacchierando fuori onda, il discorso della responsabilità, proprio in un paio di minuti, esatto, che poi abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo insieme. Il discorso della responsabilità del commerciante anziché dell'esercente, che dir si voglia, è un fattore importante, perché se non ci sono regole chiare definite e poi una persona viene accusata di non aver adottato tutte le cautele possibili per preservare il cliente, sono dei problemi seri? Sì, e questo è quello che noi ci occuperemo nei prossimi giorni, perché bisogna capire bene come è stata articolata la cosa, perché sembra che uno che si ammala di coronavirus non sia più, parlo di un lavoratore, non sia più sotto l'INPS, ma sembra che sia sotto l'INAIL. Okay? Sotto l'INAIL ci sono delle responsabilità oggettive da parte del datore di lavoro. Bene, perfetto, noi vogliamo capire bene quali sono le responsabilità che io devo avere contro questo virus che non conosco, che non so come si prende e che non so. Io quando ho messo in atto tutte le mie, precauzioni per mettere in sicurezza il dipendente, cosa devo fare oltre? Che responsabilità posso avere io? Al di là dopo di dimostrare tutto. Però sembra che siano, come dice appunto il governatore, l'ufficio appunto di cose semplici per creare tutta una serie di complicazioni difficili da interpretare. Chiaro, torniamo su questi argomenti, resti qui con noi, abbiamo la pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme. Abbiamo da parlare anche tanto dei ristoranti e poi naturalmente degli hotel, insomma ci sono tante attività produttive che sono ancora alla corda, ferme.